Sistemazione picciotti, la bellezza naturale della Sicilia rappresentata dai pali dei fecodini picciotti. Tagliate e ammirate picciotti. Se oggi mi trovo in campagna c'è tanta manutenzione, però lo fai con armonia e allegria e passione. A prescindere che il tempo è suo tempo, quando è tempo da leve si sistema una leva, quando è tempo diciamo di minnolo si sistema una leva. In questo periodo c'è da dare sutta e pala dei fecodini, che sono che diciamo scozzolate che si stanno diciamo facendo, che si sono fecodini che si stanno facendo, ma dovete avere a cuore che ci sono queste palette che sanno a tagliare, perché vanno si soccano il succo della fecodindia e c'è da tagliare queste palette che vanno crescendo, se vanno, perché dopo queste caca sono i bastardoni, c'è una fastidio e non vanno il frutto a dovere, picciotti. Questo è quello che vi voglio dire io, è la passione e passione, c'è sempre la manutenzione e io mi mantengo sempre all'altezza d'uomo di pale dei fecodini quando io posso lavorare veramente, se no si sta spuntando il frutto. Questo è il frutto del bastardona con l'incrocio di chedde rosse e c'è sempre una manutenzione. Questo ora sta diventando bastardona. Insomma, la Sicilia è le bellezze, ti rappresenta diciamo di tutto quello che ti offre la terra e è bene un cuore veramente. Dopo c'è lo spettacolo dell'albero da lieve, che ora aspettiamo effettivamente che controlliamo, c'è pure già l'olive diciamo di nero, pur essendo che ha fatto caudo 50 gradi, ci sono olive che hanno tenuto la sua aderenza. Insomma, campagna è la vita. Intanto vi saluto a tutti con solo che io un faccio. Io solo un bacio mi posso salutare effettivamente credo che uno, perché queste pale sono quelle che sanno tagliare, se no il frutto un vino picciotti sanno tagliare. Però vi dico una cosa, queste palette che sta tagliando io, queste cane fanno un antipasto all'Etna, queste palette tenere che io stai tagliando, si campasse tutti dalla zona del Catanese, le montagne dell'Etna, questi fanno diciamo veramente una pietanza che il mondo sconosce veramente. Su palette tenere ci fanno la pastella, effettivamente fanno che ci passano un cutiglio diciamo che fanno bella, che ce la vabbè spendo un nave, ci passano con la pastella bella pulita, loro le soffriggono e è un antipasto che il mondo sconosce veramente. Dopo ci mettono un po' di cipolla, un po' di cosa, insomma è un antipasto e che non è che tamo. Insomma, le zone dell'Etna, l'olive sono belle, olive uglialoro queste sono, che fanno olio che il mondo sconosce, olio DOP, picciotti. Insomma, stai italiano che pale fecodini stanno buone, mi hanno detto che stanno bene perché pur essendo che c'è stato un caldo, che è stato 50 gradi, queste sono tutte bastardone picciotti, sono dei fecodini che stanno crescendo, sono all'altezza perfetta. Se tornate c'è di tagliare sta pala, la tagliamo questa che sta pure, ma no, il frutto diciamo sopra pigliano questi. Insomma, ci vuole passione piccetti, ci vuole passione effettivamente del lavoro che uno c'ha. Questa togliamo tutta. Ok. Che bellezza che c'è picciotti, terra che il mondo sconosce, quando loro si è darata allo zenzero veramente, qui va una campagna si ricrea picciotti.
ora dopo si scrotolano i minnoli ancora, i minnoli ancora sono a rappere del guscio, questo. I minnoli, queste sono minnole pezzotte, picciotte. E un capo è stato forte. Come vedete che è tutto minnoletto, picciotte. Tutti i minnoli sono. Guardate e ammirate, picciotte. Sono tutti minnole. Effettivamente. Spettacolo veramente da Villarosa che il mondo sconosce. Tagliate veramente ammirate. E queste sono fico d'India scuzzolate che sta facendo il frutto. E ste palette diciamo ama a lavare che se no sempre dici il succo se lo mangia. Ok, ehi, ok, tanto io vi saluto a volo, picciotti, un saluto veramente con tutto il cuore. Ci vuole passione, picciotti, passione veramente. La campagna ci vuole passione. In questo periodo non chiando niente, non metto niente per motivi di lavoro, che dei turni cagliaio, non metto diciamo niente da periodo di luglio-agosto. Mi attivo l'albero da leve, ficodedia, mando, insomma i minnole, insomma mi attivo a questa situazione, insomma manutenzione di questa cosa, picciotti. Ancora i minnole diciamo c'è stato caldo, stanno ritardando. Aspetta che vediamo se posso salutare qualcuno, lo metto all'ombra. Ciao Peppe Russo, Diego, un saluto da Zenzero al Limone, ciao Michele, salutiamo, un saluto da Villarosa che il mondo sconosce, un saluto a tutti. Giuseppe Menaccapelle di Aidone, ciao. E niente, di prima mattina, ora siccome la temperatura si è mantenuta pure un po' freschetta, ci venne pure un colpo di acqua che ci voleva, quando piove del mese di agosto e zucchero e miele, picciotti, ricordatevelo. Quando ci viene un colpo d'acqua d'agosto per la campagna veramente ci vuole e si arricchisce. Visto che i cicali a cominciare a cantare, visto la situazione che ora dice che si vuole chittare a Rio Caudo, io ora mi innacchiano perché effettivamente si lavora di prima mattina, la mattinata fa la giornata. Ciao Cristian, ciao Petruzzello, Antonio Fiorito, ciao, Antonino Fiorito, ciao, salutiamo. Un saluto a picciotti, un abbraccio e a breve vi faccio un tutorial di tutta la pala fecotina, tutte le proprietà che ha la fecotina, che il mondo veramente sconosce. Questi video tutti mi possono copiare, ma non mi può assomigliare, perché che inoltre io. Perché le cuine effettivamente mi copiano, davano, perché sono messi giacca e cravatta, insomma, sono credote meglio di me. Magari di qui scappa una risata perché non parlo bene l'italiano, magari sbaglio qualcosa a parlare, dopo ci metto l'ironia che qualcuno non lo capisce. Vista la situazione si deve capire quando uno babbia, scherza, però quando potete offendere sempre e io mi sta remota. Siccome io sono vero, verissimo, un profilo che vi sta parlando come facci, effettivamente certi si ammucciano dietro i profili per mettere questo nome in zerote, perché non sapete so che significa l'ironia o il divertimento. Per me l'ironia o il divertimento è la battuta, è o scherzo. Quando dico che il mondo sconosce, effettivamente un aiuto di qualsiasi paese, effettivamente l'ho detto sempre, se mi mangio qualcosa buono di altro paese, ho nominato il paese, di che da. Se mi trovo a Bellarosa è normale che dico che il mondo sconosce a Bellarosa. Se mi trovo a Palermo, che il mondo sconosce a Palermo, Catania,
Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Saragossa, Trapani, insomma, uno mi trovo di queste città e province. È normale se fanno i prodotti perché in Sicilia si mangia bene. E i prodotti nostrani siciliani, io detto sempre, sono svalutati, ma non per colpa di chi lavora, per colpa, lo sappiamo di dove viene la colpa, dello Stato che non ci aiuta effettivamente, della produzione, dell'agricoltura e di tanti benessere che abbiamo, perché dobbiamo importare da Turchia, da Cina, da Marocco, da Spagna, e abbiamo le bellezze naturali, i prodotti nostri, diciamo, si perdono e si disperdono, come gli aranci, i limoni, i minnoli, l'olio, abbiamo olio che il mondo sconosce in tutta la Sicilia. Parliamone chiaro. Allora, ciao Olivio, salutiamo, verità, capo, salutiamo Vincenzo, salutiamo, c'è la contraluce, non mi vedo tanto assai, lo Stato non aiuta l'agricoltore magari che vuole produrre, vuole fare, non ci aiuta perché dopo si ammazza la vita del cattedrale, dopo come Ugrano, noi abbiamo del centro entroterra della Sicilia, Villa Rosa, Valle di Traino, provincia di Enna, Caltanissetta, zona di Trapani, zona diciamo, zona di Catania, Ragusa, abbiamo il grano della Sicilia che il mondo sconosce, però non ci possiamo fare niente, dobbiamo importarlo da Canada oppure importarlo da dove importiamo, dall'Ucraina, dalla Cina, e non sappiamo so che mangiamo. Queste cose che succedono a me, abbiamo delle cose genuine, purtroppo è così per tutta la vita. Ancora ci sono gente l'agricoltore pecorara e tutti quelli che lavorano a terra in Sicilia, in Calabria, al sud, che hanno ancora il coraggio di lavorare la terra, pur essendo che lo Stato non ci aiuta, veramente. E però ci sono gente che sono coraggiose e ne sono orgoglioso e ne sono fiero. Allora, perciò io non ci vedo picciotte di cose, dopo per i consigli mi volete scrivere dei commenti a disposizione, picciotte. Delle erbe, delle tisane che voi sapete che io inoltro in questo periodo, luglio-agosto, sapete che effettivamente si inoltra che abbiamo inoltrato qualche cosa così. Ma ora, già cominciando da settembre, di cose conte, già facciamo sempre la teoria delle tisane, teoria delle erbe, le proprietà, un ripasso generico, è come se cominciasse a scuola. Insomma, tempo d'estate abbiamo babbiato, abbiamo fatto dei video, di qua, di là, tutte le proprietà, pure queste foglie della minnola, le sue proprietà, parliamone chiaro, i fogli della mandorla, i fogli dell'uliveto, a basso colesterolo, diciamo, una cosa a volo vi sta dicendo, a basso colesterolo, i trigliceriti, i transaminati, insomma, una tisana di foglia di olivo, che sono amari, quando si va a vedere una tisana, un decosto, aiuta veramente a fluidificare il sangue. Lo dico io, e lo dice pure la volontà del Signore, parliamone chiaro, lo dico io, sono delle erbe che effettivamente prima, ora ci sono i medicini, ci sono le cose, ma prima si curavano con le erbe. Siccome io ringrazio mio nonno effettivamente che mi ha dato, diciamo, questa possibilità di inoltrare, io inoltro, pur essendo che parlo bene sempre l'italiano, picciotti. Dopo come vuole seguire mi seguisce, come vuole seguire niente. A prescindere che dice che sogno pizzicanoso, sogno, io mi difendere, io mi sogno un burattino, un computer, che quando ho finito e mi stare muta. Io quando c'è una cosa da rispondere, sempre con molta educazione, che mai è sbagliato a parlare, qualcuno si è stufato dai miei video, ci ha fatto perché dice che io la critica ci può stare, va bene, ma quando mi offendete è normale che io sono un cristiano, parliamone chiaro, sono un cristiano, sogno vero, un sogno falso,
E io vi rispondo, io può salutare a tutti, pazzo. Mica sogno, sogno fatto di carne e ossa, un sogno fatto di computer. Che certe volte quando venite dai cellulari computer e babbiate, facete di qua, è come se giocasse alla PlayStation, che facete le cose per cavoli vostri, che volete sempre a ragione. Io non voglio la ragione, io voglio il giusto, io spiego le tesane o del bene, non dico del bene e del male, perché tutti i tesani che hai detto io, che tutti mi vogliono copiare, ma non mi può assomigliare veramente, perché che ho notato io. E oggi è vero che c'è tanta osservazione, magari sogno io, che sogno un vedrano, uno che ha studiato, magari si offende, magari che di qui, dice come hai studiato del cattedrale, arriva questo scemonetto, babbo vedrano, non capisce niente, specialmente dell'entroterra siciliana, e va dicendo cose giuste e cerca sempre di mettere questo in mezzarotta. A me poco me ne importa. L'importante è che io sogno vero, non è detto mai bugie, falsità. È stato che mi è defernuto, è giusto che rispondo, è giusto che quando tagliate, crede che ci può stare. Io mica sogno uno di chiedo che saluto, faccio e dico. Sì, è Giacomo, salutiamo Capo 10, ciao, una medicina antica, Alessandro, ciao. Allora, i messaggi dopo li leggo dopo, picciotto, perché non si vedono, vero, che sono nicchi messi. Ci sono tanti messaggi che io effettivamente ho solo in bacci, non riesco a leggere giusto, Dopo gli ho detto sempre la verità, picciotto. C'è gente che dice che è diventato io noioso, sono noioso, faccio tanti video. Se io non facessi video, quando come tagliassero, come vi passasse il tempo, va, parliamo chiaro. Io bene o male ci metto la faccia, faccio video. Qualcuno mi dice tu fai tanti video, c'è speculazione, tu guadagni, ma che guadagno? Per guadagnare a travagliare uno se ne vuole dire, perciò vi assicuro veramente che non si guadagna niente. Tu c'hai tanto passione dei video e tanta, diciamo, che è. Parliamo di chiaro. Nisci la canzone La News Society, diciamo, per ironia, per tutte queste cose, ma mica io offendo i ragazzi, perché oggi come oggi l'ebeca è questa. O volere lo dobbiamo accettare, picciotti. Perché oggi i ragazzi effettivamente hanno un'altra mentalità, non è come la pasta antica che abbiamo noi. Però è una canzone di ironia, allegria, però tanti ultra cinquantenni mi criticano perché dico che è un'offesa per i giovani, qualcuno mi dà una ragione, ma tanti giovani apprezzano, capiscono l'ironia del re dello zenzero. Quando non potete immaginare quanto carose e quanto veramente ragazzi mi viene appresso, che si fanno foto, selfie, che mi vogliono vedere. Chi che è il male è gente che so magari di età avanzata, che magari non lo so motivo, senza che ci ha fatto niente, di dire sta cosa. Parliamo chiaro. I grani della Sicilia e della Calabria del Sud maturano naturalmente il grano. Sì, Wilmo Sito. Allora io l'ho detto, come in Sicilia e la Calabria e il Sud abbiamo il benessere nostrano, ma lo Stato non ci aiuta, io ho detto sempre. Che sta io detto? Come olio, specialmente l'olio siciliano, eppure calabrese, eppure pugliese, che do sud, abbiamo l'olio il migliore del mondo, veramente, che il mondo sconosce, che uno sconoscere la nostra politica. Ma non e dopo magari ti arriva l'olio, che dopo ti arriva l'olio di seme, l'olio, va vedo dove ne arriva, ci mettono i coloranti e ti fanno credere che è olio extravergine. Stiamo attenti quando compriamo l'olio, picciotti, deve essere una persona di fiducia e di accattare l'olio di persone che conoscete, magari che
dove si macinano l'olio, che l'ho spiegato tante volte, e lo vedete uscire voi l'olio veramente. Quando dal 15 ottobre noi già accampiamo, diciamo, l'olive. Noi dal 15 ottobre già cominciamo, al 15 ottobre cominciamo a campare la leve, dopo facciamo, li maciniamo e voi potete delucidare, non solo io, mi interessa, perché quello olio mio è a livello personalizzato. Dopo dalle mie zone c'è chi lo vende, se lo volete, a prescindere io di tutti i siciliani, dovete comprare l'olio, diciamo, veramente da persone che conoscete. Stiamo attenti, perché l'olio sincero è quello che effettivamente lo vedete nascere dal tappeto. Questo è olio sincero, olio veritario. L'olio che vi vendono dai bedoni, magari qualcuno fa trucchetto, dovete stare attento. Buongiorno Russo Rosetta Raffaele, Peppe Bandieri, ciao, buongiorno Zenzero, sei grande, grazie Giuseppe Per, grazie. Allora direttamente lo tappeto, bravo. Paolina, ciao, Paolina Mitica, Paolina Mitica, ciao, buongiorno. Ciao Zenzero, Lemone Zenzero, picciotti, salutiamo. Wills Stato, grande Zenzero, prima, grazie. No, grande, io dico la verità, picciotti. I valori nostrani del sud ci hanno discriminato e ci pigliano per tutti dei vagabondi lagnosi per le bellezze, ma sempre così. Perché noi abbiamo tutto, picciotti, tutto. Però non abbiamo l'aiuto di chi abbiamo l'aiuto, punto e basta. Abbiamo, per esempio, un mandorleto veramente, un uliveto veramente bestiale, che magari non è valorizzato, veramente, e valorizziamo di cose di altre. Per esempio, vedete che c'è caricato, picciotti. Queste sono mandorle, diciamo, minnola pezzuta viene chiamato minnola pezzuta. Significa su la minnola che effettivamente fanno i competti per matrimonio che ce n'è un casino, diciamo, assai, però non è valorizzata. Però io, che saccio, io uso personalmente, le uso io, quando facevo le uccettate, facevo i biscotti, e usiamo a livello personalizzato, io li uso. Ma ci sono che effettivamente i confinanti che fanno la produzione, c'è la produzione di mandorleto, che effettivamente si hanno ammazzata la vita, ma non hanno, diciamo, la valorizzazione e l'aiuto che dovessero a dare. Buongiorno Antonio Bologna da Piazza Merina, ciao Marco Piccolo, salutiamo. Buongiorno Zenzero e Limone dalla Germania, salutiamo. Valentino, ciao. Mio padre, allora, capo 10, scriveste un messaggio troppo lungo, magari in privato dopo Martina Petit, ciao Martina. Allora dopo magari in privato, magari qualcuno vuole delucidazione, parliamo, io rispondo a tutti, picciotti. Quando c'hai il tempo rispondo, capito? Allora ora vi saluto. Un bacione acchiappato al volo da Zenzero e Limone, dalla campagna, quando effettivamente completo questo un po' di lavoro. E dopo effettivamente stacco di lavorare. Ciao Zenzero da Matteo, ciao. Buongiorno Patrizio, ciao Martine, Erika di Marco, ciao. Capito picciotti? Un saluto a tutti, un bacione acchiappato al volo da Zenzero e Limone, che siete sempre del mio cuore veramente. Io non la conosco, veramente, sono molto educato. Rispondo veramente educatamente. Che volete fare facete dopo, parliamo chiaro. Se io faccio tanti video mi posso anche fermare, parliamo chiaro. Mi tigni cose per me. Se io faccio i video inoltre le tisane, le erbe, dopo si scherza con la piritologia, vivi in tisane che ho spiegato, ma c'è pure che ti scappa una risata, non è che uno se la deve prendere per offesa, parliamo chiaro.
se siamo qua sui social, c'è che uno deve capire che ci dobbiamo divertire pure. Parliamo chiaro, perché ne potremmo essere monotoni. Che voglio dire? Peppe Salamone, ciao Zenzero, ciao. Ok, picciotto, devo completare dei lavori. Un salutone, sempre Gin, un bacione scappato al volo da Zenzero e Limone, da Villarosa, che il mondo oggi conosce, non che sconosce. Siete sempre nello cuore. Buona giornata.